Secondo giorno di raccolta differenziata ad Agrigento, ma con la città ancora sepolta dai rifiuti lasciati accanto ai cassonetti ribaltati o rimossi del tutto. E non è solo una questione di inciviltà. È chiaro che i rifiuti vanno rimossi facendo anche lo straordinario. Conforta comunque sapere dall'assessore Amel che si interverrà entro giovedì. Quello che ci si augura è che non si verifichi il caso dei rifiuti non raccolti porta a porta, che salterebbero in questo caso il turno con l'obbligo di riportare a casa i mastelli pieni. Un assurdo è il commento degli agrigentini. Ieri molti mastelli non sono stati svuotati e non dovrebbe assolutamente succedere. A questo proposito è intervenuto il consigliere comunale di Forza Italia Giovanni Civiltà, portavoce di tanti cittadini. Si tratta, scrive Civiltà, di residenti in vie secondarie. Sono facilmente immaginabili, aggiunge il consigliere di Forza Italia, le gravi difficoltà delle persone anziane e dei disabili che, ad esempio, abitando in via Sorrento, traversa di via Imera, devono risalire fino alla strada principale, la via Imera appunto, per depositare il mastello. Il consigliere ironicamente chiede se si tratta di un servizio porta a porta oppure di una raccolta strada principale per strada principale. Insomma, le polemiche, come si vede, sembrano solo all'inizio. Come dicevamo, i cumuli di immondizia in tutta la città verranno rimossi comunque entro giovedì, ma il consigliere comunale Nuccia Palermo con una interrogazione chiede tra l'altro all'amministrazione comunale se il costo di bonifica sia già previsto nel bando relativo al servizio rifiuti.